Serie B-Win, tutti i colori della passione. La capolista Torino prova ad allungare in classifica contro un Verona reduce da una vittoria e 2 pareggi. Mandorlini schiera un 4-3-3 con Scaglia, Ferrari e Giorginio dall'inizio. Ventura opta per la nona formazione diversa in 9 partite. Nel turnover Granata sgrigna per Ebagua dal primo. Nel Toro manca Ogbonna, impegnato con la nazionale. L'ex tecnico del Bari schiera una formazione a trazione anteriore con Antenucci e Rolando Bianchi a completare il trio d'attacco. Arbitra Massa della sezione di Imperia. Con gli highlights andiamo subito al quarto minuto, la prima azione è di marca giallo-blu, il cross di Scaglia per Bjelanovic, colpo di testa però troppo debole che non impensierisce Coppola. Il match si sblocca al minuto numero 16, scende sulla sinistra Parisi, cross col contagiri per Rolando Bianchi che prende l'ascensore, stacca Maietta e batte Rafael sul palo di destra. 1-0 Torino con il quarto gol stagionale di Rolando Bianchi. Fanno festa i tifosi del Toro giunti a Verona, splendida davvero l'esecuzione del capitano del Torino. Un buon momento questo per gli ospiti. Minuto numero 20, Darmian per Iori, la palla nel mezzo per Antenucci che fa una grande cosa, mette giù con il destro, poi ci prova, pallone in calcio d'angolo deviato da Rafael. Sono le prove generali del 2-0 che arriva al 36esimo. Iori per Sgrigna in verticale, esce Rafael, non chiude bene sull'attaccante del Torino e arriva al 2-0. Non chiude la difesa del Verona, non chiude Ceccarelli. Sgrigna dopo il rimpallo è bravo a mettere in gol a porta vuota. 2-0 Torino, tutto in discesa per la squadra di Ventura. C'è la reazione però del Verona, minuto numero 42, la discesa di Maietta, la palla nel mezzo, Darmian per evitare problemi manda il pallone in calcio d'angolo. 2 minuti più tardi però il match si riapre perché c'è un'azione del Verona, pallone che è al limite dell'area del Toro è conquistato da Abate, poi bravissimo il difensore a scagliare un destro potente all'incrocio dei pali, non ci arriva Coppola, fermo sulla sua posizione. 2-1, tutto da rifare per il Toro che era in avanti con uno scarto di 2 gol. Toro che ci prova subito a cercare la rete numero 3 nei minuti finali del primo tempo, girata di Antenucci fuori di pochissimo. E poi nel recupero della prima fazione del match ancora Antenucci che si porta a spasso la difesa del Verona, poi il suo sinistro finisce tra le braccia di Rafael. Con le highlights andiamo nel secondo tempo. Mandorlini pensieroso, dura per il suo Verona davanti ad un Torino in salute. Qui ci prova ancora Sgrigna, uno dei migliori nel Torino, pallone fuori di pochissimo. Nel corso della ripresa, girandola di sostituzioni, esce Sgrigna, entra Ebagua. 10 minuti più tardi un'altra occasione per il Granata, questa volta se la ritrova sul destro Rolando Bianchi, girata che però non trova la porta. Mossa vincente quella di Ventura perché l'italo nigeriano firma il 3-1 andandosene in verticale, piazzando un sinistro potente sotto la traversa. Terzo gol in campionato per Ebagua. 3-1 per il Toro, da riapprezzare anche da quest'altra angolazione il gol del 3-1 del Toro. Nei minuti finali attacca il Verona alla ricerca del 3-2, qui abbatte di testa, impegna Coppola, soltanto calcio d'angolo per il Verona. Nei minuti finali poi ci proverà anche Berrettoni, entrato nel corso della ripresa, destro che però non impensierisce più di tanto Coppola. Su questa conclusione si chiude in pratica il match. Il Toro sbanca il Bentegodi, quarta vittoria consecutiva, quinta in 5 trasferte per la squadra di Ventura che continua a volare. Si ferma invece la serie positiva del Verona, troppo fragile in difesa per fermare le ambizioni Granata.